Buonasera a tutti gli amici di Toscana Sprint, ci troviamo a Cerreto Guidi per seguire questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, sesto trofeo Innocenti Emilio, ottavo trofeo Gabriele Meozzi, quinto trofeo Brotini Sergio, secondo trofeo Vagobelli Giovanni, gara riservata alla categoria dilettanti, elite ed under 23, una gara ormai storica che si corre qui sulle strade di Cerreto Guidi, arrivata alla 73esima edizione, come vi dicevo, gara organizzata dal GS IMPA ASD Cerreto Guidi. Una gara che ha visto anche nei suoi annali nomi importanti vincere questa competizione. Nel 76 vincitore fu Giuseppe Saronni, nell'88 Massimiliano Lelli, poi nel 95 Alessandro Petacchi, nel 99 Leonardo Scarselli. Per rimanere in un passato un pochino più recente, nel 2008 a vincere fu Ricci Porte, nel 2009 Diego Ulissi. Quindi gara che comunque ha visto molti atleti del panorama dilettantistico toscano e non solo poi affacciarsi a quella che è la finestra del professionismo. Una gara di 130 chilometri, quella che vedremo quest'oggi qui a Cerreto Guidi, dove gli atleti dovranno affrontare un percorso non prettamente pianeggiante, tutto sali e scendi per le salite di Cerreto Guidi, Poggio Tempesti, Corliano, per poi arrivare al traguardo posto proprio in località di Cerreto Guidi. Siamo ormai pronti con le immagini in vista della partenza di questa manifestazione al foglio firma qui con i ragazzi della Petroli Firenze Opla. Sul percorso a dare il saluto alla manifestazione anche il sindaco e vice sindaco e anche assessore allo sport, il sindaco nella figura di Simona Rossetti e il vice sindaco e assessore allo sport nella figura dell'avvocato Serena Buti, che darà anche il via a questa manifestazione. Prima della partenza verrà fatto un minuto di silenzio da parte, decisione presa da parte dell'organizzazione per ricordare le povere vittime della tragedia di Genova, e poi dopo tutto prenderà il via per questa manifestazione. Intanto che vediamo sfilare le squadre, andiamo anche a ricordare chi sono i partenti di questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, con l'Aran Cucini, la SD Ciclistica Malmantile, la Big Hunter Beltrami Seanese, la Biotraining Cycling Team Calzature Gragnano Marini, poi la Fortebraccio da Montone Futura Team Rosini, la GM Europa Ovini, Gragnano Sporting Club Maltinti Lampadari, Banca di Cambiano, Mastro Marco Sensi, poi Pasta Sgambaro, Petroli Firenze Opla Maserati, Polisportiva Tripetetolo, Progetto Giovani Cycling Team, poi Regolo Tre Colli, San Gemini MG KVIS, Sestese Etruria Amore e Vita, Team Servero, Team Colpac e UC Pistoiese, per un totale di 148 iscritti a questa gara che vediamo ormai andare verso l'inizio. Qui ancora lo sponsor principale della manifestazione, il GS IMPA. Abbiamo visto la vice sindaca Serena Buti con la bandiera in mano, eccola qua, che a breve darà il via alla manifestazione. Terminato il minuto di silenzio, come abbiamo visto dalle immagini, sempre in ricordo delle povere vittime di Genova, è tutto pronto ormai per partire con questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, e viene dato il via in questo momento alla manifestazione. Quindi 7 giri, come segnava il contagiri, 130 i chilometri che dovranno percorrere su questo percorso ormai diventato storico nell'ambito della categoria dilettanti, elite ed under 23. Andiamo a ricordare, oltre all'IMPA, che è stata praticamente la promotrice di questa manifestazione, anche altri sponsor. Cercheremo di ricordarli tutti nell'arco della telecronaca, con il sacchetificio toscano Bruno Antonio Costruzioni SRL, Alino Mancini, poi a seguire la Streda, la B&T Termoidraulica, Catolificio Sabatini, la Scotti, Fratelli Maccari, Studio Paulus, Medicia Costruzioni, Berni Store, Fotostudio Boschi e poi impianti tecnologici Metal Inox. Questi alcuni degli sponsor, in seguito ne ricorderemo degli altri. Sulla macchina del direttore di corsa c'è Ivo Vezzosi, invece vice direttore di corsa è Francesco Zinconi. Gara organizzata, vi ricordo, il GS IMPA Associazione Sportiva Dilettantistica
di Cerreto Guidi. Questa è la prima azione di giornata, dove vediamo un gruppetto che sta cercando di andarsene quando siamo sulle asperità di Cerreto Guidi. Vi ricordiamo che la gara viene tutta incentrata nel paese di Cerreto Guidi, che però ha più versanti di scalata e quindi si parlerà di salite differenti. Questo è il primo gruppetto che sta cercando di andarsene, con Gabriele Ninci della Big Hunter, poi Yuri Passa della Gragnano, a seguire con l'86 Alfonso Piselli della Maltinti, Raffaele Rosanova della Pasta Sgambaro, Marco Landi della Petroli Firenze Opla Maserati e poi Federico Galli della Sestese Etruria Amore e Vita. Questo è il primo vero tentativo dopo solo 10 km di gara, con il gruppo che insegue a 22 secondi, tirato dagli uomini della Cervelo e alla loro ruota il team Petroli Firenze Opla Maserati. 10 km di gara, già un tentativo di fuga importante che vede questi 5 atleti che stanno provando ad andarsene dopo neanche la prima asperità di giornata, che è quella appunto di Cerreto Guidi, che verrà affrontata da Poggio Tempesti, perché verranno affrontate per 2 volte in questi primi 2 giri la salita Cerreto Guidi da Poggio Tempesti, poi si farà da Corliano per ritornare nuovamente a Poggio Tempesti per altre 2 volte, la penultima volta da Corliano, e poi l'arrivo a Cerreto Guidi però venendo da Lazzeretto. Torniamo in testa, dove sono rimasti in 5, si è staccato con il dorsale 79 Raffaele Rosanova della Pasta Sgambaro, quindi rimangono i 5 al comando, che hanno aumentato anche il loro vantaggio nei confronti del gruppo, una quarantina i secondi, quando siamo al 20° chilometro, a chiudere il gruppo con il dorsale 120 Federico Galli della Sestese Etruria Amore e Vita, dietro sempre gli uomini della Cervelo e della Petroli Firenze Opla a controllare la gara. Vi ricordo gli uomini al comando sono Gabriele Ninci della Big Hunter insieme a Yuri Passa della Gragnano, poi Alfonso Piselli della Maltinti, si è staccato, abbiamo detto, Raffaello Rosanova dal gruppetto di testa, poi Marco Landi Petroli Firenze e Federico Galli della Sestese Etruria Amore e Vita. 40 secondi di vantaggio per i 5 battistrada, mentre lasciamo il gruppo sempre trainato, abbiamo visto, dalle forze della Cervelo e della Petroli Firenze già dalle prime battute di questa gara, di questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Sesto trofeo Innocenti Emilio, ottavo trofeo Gabriele Meozzi, quinto trofeo Brotini Sergio e secondo trofeo Vagobelli Giovanni. Si risale su per Cerreto Guidi, per Poggio Tempesti, quindi siamo al 30° chilometro, con i 5 che su Poggio Tempesti mantengono sempre un vantaggio rassicurante per il momento di 40 secondi. 30° chilometro, ne mancano ancora 100 alla conclusione, con abbiamo visto Federico Galli a fare l'andatura davanti a Alfonso Piselli della Maltinti e poi gli altri di comune accordo, i 5 in testa. Vi ricordo, la gara non è durissima perché non ci sono salite vere, non ci sono salite impegnative, ma il percorso nervoso come quello che si presenta su Cerreto Guidi renderà la corsa sicuramente nel finale molto interessante, ma soprattutto molto difficile. Instancabili ancora gli uomini del team Cervelo a fare l'andatura in testa, bravissimi ragazzi capitanati da Andrea Bardelli come direttore sportivo, ancora in testa, con dietro tutto la forza della Petroli Firenze Opla, che sicuramente in questo momento farà da stopper, avendo il proprio compagno di squadra davanti in fuga, e con Marco Landi che in questo momento si trova nel tentativo di attacco. La Petroli Firenze Opla si presta a fare da stopper, mentre dietro vediamo tutti gli uomini della Cervelo a fare invece l'andatura, con Gabriele Bonecchi in prima fila a provare a tenere quella che è il contenuto, il vantaggio dei 5 battistrada che ritroviamo in questo momento a Cerreto Guidi, proprio sotto il passaggio dallo striscione dell'arrivo.
vediamo la salita, anche il, scusate, non la salita ma il tratto per arrivare all'arrivo, sempre in leggera salita. Eccolo là, lo striscione del traguardo, siamo a 100 metri, 50 adesso come segnano i cartelli, e passano i 5 sotto lo striscione che segna 5 giri al termine. Siamo al 36esimo chilometro, il gruppo viene segnalato con un ritardo di 45 secondi, ma andremo poi a riconstatarlo anche con le nostre moto mentre lasciamo andare i 5 battistrada. Vantaggio confermato, 45 secondi di vantaggio per i 5 davanti, con sempre Gabriele Bonechi a fare l'andatura per il team Cervelo, e poi tutti gli altri alle sue spalle. Vi ricordo, hanno preso il via in 119 sui 147 iscritti a questo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. È arrivata la 73esima edizione e noi ritorniamo sempre con gli instancabili 5 davanti, che ormai sono un po' di chilometri che sono andati via subito dall'inizio di questa gara. La salita adesso si fa un pochino più impegnativa, dovendo affrontare la salita di Cerreto Guidi da Corliano, e con gli uomini in testa vediamo la difficoltà rispetto a quella precedente, a quella classica, per arrivare a Cerreto Guidi, con in questo momento Marco Landi della Petroli Firenze Opla Maserati a fare l'andatura, a forzare i tempi. C'è uno sfilacciamento alle sue spalle, si crea un po' di selezione e sembra solamente l'atleta della Maltinti, Alfonso Piselli, riuscire a rimanere sulla sua ruota, ed anche Gabriele Ninci della Big Hunter, mentre dietro l'uomo dell'amore e vita Sestese, Federico Galli, abbiamo visto, sembrava durare un po' di fatica per mantenere le ruote. Infatti si stacca in questo momento, e anche insieme a lui Yuri Passa del calzaturificio Granaro Mapini. Quindi rimangano in 3 per il momento a condurre questa azione, con gli inseguitori subito alle sue spalle. Abbiamo visto Federico Galli non tanto distante, invece in difficoltà il corridore della Granaro Yuri Passa, che invece ha perso proprio le ruote. Dal dietro invece si muovono gli uomini del gruppo, con la Mastro Marco che non ci sta, si è stata nascosta fino a questo momento e sta cercando adesso di riportarsi sotto con un'azione sulla salita di Corliano. Abbiamo visto il gruppo comunque anche sempre, nonostante sia allungato ma compatto, lo vediamo passare un po' sfilacciato sulla salita di Corliano, con gli uomini Colpac, Petroli Firenze e Mastro Marco sempre davanti. Abbiamo visto anche uomini della Maltinti, della Malmantile, un tentativo di attacco portato avanti dalla Mastro Marco, che stava cercando di ricucire un po' il gap sui 5 davanti. Viene ripreso il corridore con il dorsale 40, si tratta di Yuri Passa, che faceva parte della fuga iniziale che adesso vede un vantaggio che si è ridotto a una trentina di secondi sotto l'impulso del gruppo, che adesso, con gli uomini del team Colpac che si mettano in testa, cercano di rientrare davanti sulla salita di Corliano, che è quasi terminata, quindi sullo strappo di Corliano, che è quello più duro di tutta questa manifestazione, con sempre Team Colpac davanti. E poi abbiamo visto con il 78 che aveva fatto l'azione principale, era Michael Antonelli, che cercava di riportarsi sotto. Davanti sono rimasti in 3, quelli che avevamo detto in precedenza, quando siamo sotto lo striscione del traguardo, che segna ovviamente 4 giri al termine, quindi siamo praticamente a metà gara. Siamo al 50° chilometro, con il dorsale 24 che è quello di Gabriele Ninci della Big Hunter, poi con il 66 Alfonso Piselli della Maltinti, e con l'82 Marco Landi della Petroli Firenze. Questi i 3 sopravvissuti della fuga di giornata, quella partita subito poco dopo il chilometro 0, e sotto l'impulso di Marco Landi sullo strappo di Corliano si è formato questo terzetto, che adesso sta comandando la gara con un vantaggio non proprio importante. Si tratta sempre di un vantaggio intorno ai 20 secondi dal gruppo,
abbiamo detto terzo passaggio dallo striscione dell'arrivo, siamo praticamente a metà gara. Vi ricordo sono 130 i chilometri totali da percorrere. Noi attendiamo invece l'arrivo del gruppo. Un ringraziamento alle forze dell'ordine che danno sempre il loro supporto a queste gare, ma anche ai servizi sanitari, a tutta l'organizzazione. Come sempre il gruppo alle spalle, 13 secondi di ritardo ancora. La Cervelo con Bonecchi, instancabile il corridore del team Cervelo, che è ancora davanti a fare l'andatura. Si è ricompattato il gruppo dopo lo strappo di Corliano e quindi nuovamente ad inseguire sulle strade di Cerreto Guidi quelli che sono ormai i superstiti della fuga di giornata. Abbiamo visto i tre con le squadre Maltinti, Viganter e Petroli Firenze, che adesso si voltano alle spalle e si rialzano perché vedono il gruppo che sta rientrando. Siamo al 55esimo chilometro, si sono proprio rialzati tre atleti che hanno caratterizzato questi primi 60 km di corsa. Il gruppo alle spalle, che possiamo dire ancora abbastanza folto, abbastanza compatto all'inseguimento, e va a riprendere in questo momento i fuggitivi. Quindi si parla nuovamente di situazione di gruppo compatto. Sempre un instancabile Gabriele Bonecchi in testa alla gara. Gabriele Bonecchi, vi ricordo, vincitore anche della Firenze-Empoli nel suo palmarès dell'anno scorso. Alle sue spalle la Mastro Marco, però siamo nuovamente in situazione di gruppo compatto, mentre sulla salita sempre di Cerreto Guidi da Poggio Tempesti c'è un nuovo tentativo di attacco. Ci riprovano in salita, non è facile andare via, qui ci vuole gamba, ci vuole forza, perché la salita, non essendo durissima, tende alla spinta di un rapporto molto molto pesante. Qui sono in 7 che cercano di andarsene, con il gruppo che comunque era lì alle spalle. Vedremo se riusciranno a prendere un po' di margine. Andiamo a vedere qualche nome. Con il 13 abbiamo visto Gianni Pugi, poi Francesco Messieri, con il 115 a seguire c'è Andrea Meucci, poi Andrea D'Agostino, Luca Colnaghi, Lorenzo Fortunato. Questi alcuni degli uomini davanti, ma il gruppo, lo vediamo, è alle spalle. In questo momento non sembra lasciare un grande spazio. Quando siamo al 66esimo chilometro non si arrende invece Andrea Meucci della Sestese Etruria Amore e Vita, che prova a rilanciare l'andatura sulla salita di Poggio Tempesti con gli altri fuggitivi che comunque sono sempre lì, e il gruppo a una cinquantina di metri. Qui Sandro Manzi, moto informazioni, ormai anche lui figura storica del nostro ciclismo toscano. E niente, nuovamente gruppo compatto quando siamo al 70esimo chilometro, al passaggio sotto lo striscione del traguardo, al quarto passaggio, quindi saranno 3 i giri che mancheranno al termine. 70 i chilometri percorsi dai corridori, ancora da affrontare una salita di Cerreto Guidi, un'altra volta da Poggio Tempesti, poi da Corliano e poi per finire l'ultima volta da Lazzeretto, dove ci sarà il traguardo. Mastro Marco, che adesso ha preso il comando della gara, gruppo nuovamente compatto. Noi ne approfittiamo per ricordare qualche altro sponsor, oltre al GS Impa, l'Impa, che è lo sponsor principale di questa gara. Troviamo anche la Medicea, poi Ambienti e Vita SRL, la Parkerson, Corriere TL Tevere, la Banca Cambiano, la Broma Calzaturificio, Pimex, Onoranze Funebri Cerretesi, la Liber, Colorificio 84 SRL, Orlandi Bagno, Manzifranco, poi la Coop di Cerreto Guidi, Scotti Veicoli Industriali SPA, System Line, poi Palio del Cerro, Parrucchieri per Uomo Primo e Stefano, a seguire Nuova Carrozzeria Cerretese, Gelateria Isabella, poi l'Isola del Tesoro 2, Rinati, l'Antonio Calugi, Nonni SRL, Terrazza Panoramica al piacere della bistecca, e a seguire Caffè Moca Palma, Mecca Falegnameria Infissi, Bocconi Cornelio Damasco, Ingro Ittica Prodotti Ittici, poi Vendra Ascensori, l'Agricola Fratelli Borgioli, il B&B Handmade Later Bells, e poi Isabella De Medici, Impresa Edile Vezzosi Piero e CSRL, Termoidraulica
Cardini, poi Elettrica e a seguire gli altri. Ritorniamo in gara con la situazione che è cambiata, siamo all'83esimo chilometro, in testa con il dorsale 87 si tratta di Matteo Natali della Petroli Firenze Opla Maserati, che sta cercando di andarsene con un vantaggio importante di un primo e 5 secondi sul gruppo, un vantaggio molto buono quello del corridore della Petroli Firenze. Vedremo se da solo riuscirà a mantenere questo vantaggio, perché dietro il team Cervelo sta facendo un lavorone con sempre Bonecchi in testa. Adesso i compagni di squadra di Natali che si portano in testa al gruppo per cercare di controllare la situazione, per controllare il distacco che ha il proprio compagno di squadra, che adesso viene confermato essere 1 minuto e 05 quando il gruppo si trova in località Le Botteghe, e siamo ormai, come vi dicevo, all'83esimo chilometro. Nuovamente Matteo Natali lo vediamo che si sta portando verso lo striscione del traguardo quando i chilometri ormai sono 90. Vi ricordo, la gara in tutto è lunga 130 km. La nostra telecamera fissa va a prendere Natali che si sta portando sotto lo striscione del traguardo con un vantaggio che sembra essere un po' scemato, quindi cala il vantaggio di Matteo Natali, che da solo comunque sta portando avanti una bellissima azione, il corridore della Petroli Firenze Opla. Noi attendiamo il passaggio del gruppo per vedere anche quanto è effettivamente il suo distacco, gruppo che ha 37 secondi di ritardo sul battistrada Matteo Natali. Quinto passaggio, quindi ancora 2 giri alla conclusione, e questa è la situazione dopo aver visto una bellissima azione iniziale, quella dei 6 che poi sono rimasti in 5 subito dopo la prima salita. Abbiamo visto dopo anche un altro tentativo di attacco sempre su Poggio Tempesti, poi quello di Matteo Natali, e adesso nuovamente un nuovo tentativo, però questa volta per rientrare sul battistrada, sempre Matteo Natali con 30 secondi di vantaggio. Lo vediamo col numero 26, si tratta di Federico Rossi della Big Hunter, mentre con il 43 è Marco Lenzi della Fortebraccio da Montone. Questa è la coppia che sta cercando di rientrare sul battistrada Matteo Natali, mentre dietro ancora la Cervelo a fare l'andatura, una Cervelo che sta cercando di caratterizzare questa gara, stanno cercando di tenere il controllo, lo stanno facendo praticamente da quando è stato dato il via, dal primo tentativo di attacco. Un bravo gli va sicuramente fatto a questi ragazzi che stanno interpretando al meglio questa gara, mentre da dietro, come vediamo, gli uomini della Petroli Firenze Opla con il dorsale 84. Abbiamo visto Nicolas Cianetti che cercava di fare da stopper, mentre sulla salita di Corliano vediamo che si sono raggruppati 3 davanti, quindi Natali è stato ripreso sia da Rossi che da Lenzi, la coppia che era uscita dal gruppo per cercare di riportarsi sotto. Ce l'hanno fatta, il gruppo però lo vediamo è laggiù con 2 atleti che si sono avvantaggiati qui sulla salita di Corliano, la salita più dura, lo strappo più duro di questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Sesto trofeo Innocenti Emilio, ottavo trofeo Gabriele Meozzi, quinto trofeo Brotini Sergio, secondo trofeo Vagobelli Giovanni. Sempre Matteo Natali a fare l'andatura, a tenere la sua ruota solo Federico Rossi, un po' in difficoltà Marco Renzi della Fortebraccio da Montone, mentre alle spalle il gruppo risale forte, sembrano uomini della Maltinti all'inseguimento. Andremo a vedere meglio a breve. Intanto Matteo Natali continua con il suo forcing, bravissimo il ragazzo della Petroli Firenze Opla che rilascia nuovamente la compagnia. Vediamo dietro uomini della Colpac che stanno forzando i tempi. Colpac che è stata abbastanza nascosta fino a questo momento, ma che si fa vedere non appena la strada sale, ed è sempre Colpac con Petroli Firenze Opla a fare l'andatura. Ripreso anche Natali, quindi cambia nuovamente la situazione al comando. Si crea una coppia sulla salita di Corliano, siamo al 99esimo chilometro con
Vediamo il dorsale 86 e 139, si tratta rispettivamente di Andrea Caciotti della Petroli Firenze Opla, e con i 139 Davide Botta del team Colpack, che ha fatto l'andatura, ha fatto il forcing su questo strappo di Corliano. Vediamo dietro di loro una selezione importante con due uomini che stanno cercando di rientrare, sempre Colpack, sempre anche Sestese, con Andrea Meucci che aveva provato in precedenza ad uscire per un tentativo di attacco, e poi con il 141 vediamo Tommaso Bramati del team Colpack, quindi 4 atleti al comando quando siamo al penultimo giro. Sull'ultima volta lo strappo di Corliano, al prossimo passaggio si va direttamente all'arrivo, però passando dal Lazzeretto. Questo è il gruppo alle spalle dei 4 che adesso sono davanti, con sempre la Petroli Firenze Opla a fare l'andatura. Adesso chiede il cambio all'uomo della Sestese alle sue spalle. Noi ritorniamo invece davanti al suono della campana. Si torna a Cerreto Guidi, suono della campana, ultimo giro. Si tratta ormai delle fasi conclusive di questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, organizzato dal GS IMPA ASD, con i 4 al comando. 100 metri per loro, poi ci sarà il suono della campana, quindi si sta per concludere anche questa bellissima gara organizzata dal GS IMPA, e IMPA anche primo sponsor di questa manifestazione. Comunque il gruppo è lì, non lascia spazi il gruppo sui 4 davanti, sotto l'azione che era stata fatta da Davide Botta del team Colpack sulla salita di Corliano. Ed ecco anche il ricongiungimento del corridore della Big Hunter con il dorsale 28 Diego Frignani, che si era avvantaggiato dal gruppo e si riporta sulla testa, quindi un quintetto con il gruppo a inseguire a pochi secondi di ritardo. Iniziano a voltarsi, si volta Meucci, vede il rientro del corridore della Big Hunter, cerca l'aiuto, ma giustamente dopo lo sforzo tende a riprendere fiato e poi dopo a dare una mano, mentre la coppia della Colpack insieme alla Petroli Firenze, Sestese e Big Hunter stanno caratterizzando questa parte della gara. Nell'ultimo giro è già suonata la campana, il gruppo comunque lo vediamo alle spalle, allungato, un po' frazionato, e sta cercando di riportarsi pian piano sui battistrada. Sarà interessante vedere come si svolgerà quest'ultimo giro, dove ormai salite non ce ne sono più, se non quella dal Lazzeretto per andare a Cerreto Guidi. Si sono ricomposti davanti, un nuovo tentativo di attacco adesso con i dorsali 84 e 101. Si tratta rispettivamente di Nicolas Cianetti e del corridore della Regolo Tre Colli Nicolas Vignoli, che adesso nell'ultima parte di gara stanno cercando di andarsene. Il gruppo comunque non lascia spazi, si tende a voler rimanere in situazione di gruppo compatto, anche se la Petroli Firenze ha fatto vedere fino a questo momento un interesse particolare, andando a tappare tutti i tentativi di attacco quando c'era un loro compagno di squadra davanti, come giusto che sia, ma i tentativi sono stati tanti. Quindi Tre Colli e Petroli Firenze Opla adesso a caratterizzare questa gara, quando siamo veramente nelle fasi conclusive. Siamo al chilometro 116, alle loro spalle prova ad uscire un corridore della Maltinti, li vediamo, sono lì ancora, i corridori non riescono a prendere un grande vantaggio. Mastro Marco adesso all'inseguimento, quindi una situazione veloce adesso, vi ricordo, salite non ce ne sono più. Con il dorsale 78 è sempre Michael Antonelli, che si è incaricato di inseguire, di ricucire il distacco che c'è fra loro e i corridori al comando. Lasciamo andare il gruppo, siamo agli ultimi 5 km, gli ultimi 5.000 metri di questa gara, con il gruppo che è compatto, tirato dagli uomini della Malmantile. In testa con il dorsale 11 abbiamo visto Matteo Cantini, alle sue spalle Matteo Sensi e poi tutti gli altri, quindi ci avviamo verso la conclusione di questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Vi ricordo, ultima salita, quella di Lazzeretto, che porterà poi in centro Cerreto Guidi, dove è posizionato l'arrivo. Una bellissima gara quella di oggi, caratterizzata da tanti tentativi di attacco. 3.000 metri alla conclusione. Io intanto vi ricordo l'appuntamento domenica, sempre con
Video Jenny per seguire in diretta la gara riservata alla categoria allievi Ladino Diddi, una classica monumento ormai da tanti anni per la categoria allievi, che vede i corridori di tutta Italia e anche stranieri prendere il via a questa bella manifestazione. Si sale, siamo ormai in prossimità del traguardo, ultimi 2500 metri sulla salita di Cerreto Guidi dal versante di Lazzeretto, quindi strada a salire con la Malmantile che ancora sta facendo l'andatura. Alle sue spalle invece la Mastro Marco che è pronta per tirare magari una rasoiata negli ultimi metri, un'andatura abbastanza alta quella tenuta dai ragazzi della Malmantile adesso su questo strappetto di Lazzeretto. Vi ricordo non c'è una salita vera e propria a parte lo strappo di Corliano, quindi difficile scattare, fare la selezione, qui ci vuole gamba, bisogna spingere, bisogna andare, bisogna avere forza. Siamo ormai nelle fasi conclusive, vediamo sempre Meucci attivo, il ragazzo della Sestese, ultimi 2000 metri con Meucci adesso in testa a fare l'andatura con la Mastro Marco alle sue spalle. Sarà un bel testa a testa, vedremo se qualcuno riuscirà a tirare una stoccata su questo punto che alza un po' di più, quindi si impenna un pochino la strada, non di tanto, non da dire proprio è salita, ma arrivati a questo punto dopo 130 km anche la fatica del percorso è sulle gambe. Sarà interessante vedere se ci sarà qualcuno che avrà la forza di partire, ma la Mastro Marco sta facendo un bel forcing. Quando siamo nelle fasi conclusive si alza sui pedali il corridore della Mastro Marco, continua a forzare l'andatura, qui spiana ed ecco che ci mettiamo con il gruppo praticamente in fila nonostante siamo in leggera salita. Vincente ormai questa gara, siamo nelle fasi conclusive, 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, gara organizzata dall'INPA come sponsorizzazione e dal GS INPA SD Cerreto Guidi. Come vedete, ultime immagini, siamo a 1 chilometro, siamo alla Flamme Rouge, triangolo rosso, ultimi 1000 metri con la Mastro Marco e con la Gragnano nelle prime posizioni. Risale anche la Cervelo che è stata davanti per tutta la gara praticamente, si prospetta un arrivo in volata, quindi è un testa a testa fra i componenti del gruppo, ormai non si scappa più, è volata per questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Cervelo davanti che ha caratterizzato tutta la gara, ha mantenuto il controllo e sta cercando di portarsi anche davanti nelle ultime battute di questa manifestazione per coronare un lavoro fatto fino a questo momento eccezionale. Alle loro spalle li vediamo tutti, Malmantile, poi Mastro Marco, Petroli Firenze o Platin Colpac. Sarà un bello sprint a ranghi compatti, siamo quasi a Cerreto Guidi, ultimi 500 metri per questo 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Siamo alla chiesa praticamente, ormai si tratta di volata, partirà lo sprint ed è partito adesso con il corridore della Colpac Andrea Toniatti, alla sua ruota Yuri Colonna, un testa a testa fra Toniatti e Colonna, ultimi 150 metri, Colonna sulla destra va a cercare la seconda vittoria stagionale ed eccolo Yuri Colonna davanti a Andrea Toniatti, poi Mirko Sartori, Leonardo Tortomasi, Tommaso Bramati, Tommaso Fiaschi, Andrea Previtera, Manuel Pesci, Giovanni Iannelli, Alessandro Iacchi. Questo l'ordine d'arrivo del 73esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, 130 km di gara che ha visto i corridori arrivare in volata e uno splendido sprint di Yuri Colonna che la stava cercando da tempo la seconda vittoria, si era messo in mostra tantissime volte su questo finale di stagione, l'abbiamo visto veramente forte e attivo, ma è riuscito qui a Cerreto Guidi a centrare la seconda vittoria. Vediamola a rallenti, lo sprint di Colonna su Toniatti che va a prendere la seconda vittoria, ma noi andiamo ad ascoltare il vincitore di questa gara, Yuri Colonna. Yuri Colonna, c'è un proverbio che dice che nessuno è profeta in patria, tu invece ci hai preso gusto perché dopo vinci Cerreto Guidi, un'altra vittima dalle tue parti. Sì, ormai ci ho preso l'abitudine, sì, ma oltre a vincere ho preso l'abitudine che ci sono i miei tifosi invece di demoralizzarmi, perché comunque aspetto tanto da me e mi motivano ancora di più. Oggi, diciamo ai miei compagni, ho detto ieri stavo bene ieri, oggi ho detto ragazzi provate prima che oggi sto bene. Mi hanno portato benissimo ai 300 metri, poi ho preso Rote Toniatti,
e mi ha portato lì. Io quando sono partito ho vinto, quindi va bene così. Oggi poi è l'anniversario dei miei zii, ci tengo a dedicarla a loro. Poi in corsa il mio compagno Landi mi ha detto dedicala anche a me, allora dedica anche a lui. Vabbè, senti, dedicala anche alla squadra perché A tutta la squadra. 29 vittorie, praticamente alle vostre spalle non c'è nessuno quest'anno. Sì, sapevamo già dall'inverno, dalle prove che si facevano in salita, dalle volate con i nostri velocisti, che eravamo veramente una bella squadra, l'abbiamo dimostrato fino adesso e sicuramente tutta la squadra, anche chi non ha vinto, lo dimostrerà fino alla fine. Andrea Tognatti, Team Colpac, una delle squadre protagoniste a livello nazionale, però oggi ti sei dovuta accontentare un secondo posto. Niente da fare contro questo sorprendente Colonna. No, complimenti al vincitore, purtroppo per non rimanere chiuso sono dovuto partire lungo, negli ultimi 50 metri è riuscito a saltarmi, però siamo contenti come prestazione di squadra, la squadra si è mossa nel migliore dei modi in tutto il giorno. In ogni fuga c'eravamo e quindi fa ben sperare per le prossime corse e dobbiamo solo continuare così. Comunque la Toscana vi porta sempre bene. Ma sicuramente sì, la Toscana mi piace e piace anche alla squadra perché ci sono dei percorsi che fanno per noi e i risultati li dimostra. L'ultimo tuo obiettivo stagionale, se ce n'è uno da qui a fine stagione? Ma sinceramente ce ne sarebbe più di uno, adesso vediamo di azzeccarne qualcuno e poi vedremo a fine anno. Magari in Toscana. Sì, ce n'è uno anche in Toscana. Mirko Sartori, Mastro Marco, Chianti Sensi, Nibali, ancora un piazzamento. Tu hai vinto solo una volta quest'anno, però piazzamenti ce ne sono già diversi. Oggi com'è andata la volata? Ma diciamo che tutta la corsa ci siamo comportati bene, tutta la squadra ha lavorato al massimo, siamo venuti qui per ottenere il risultato pieno. Ormai di secondi e terzi posti ne abbiamo anche troppi, cercavamo la vittoria, purtroppo ci è sfuggita anche quest'anno qui a Cerreto per poco e speriamo nei prossimi appuntamenti di centrare l'obiettivo. Un pensiero per Antonelli? Ma sicuramente diciamo che ormai tutti i piazzamenti, tutte le volte che si arriva davanti un pensiero c'è sempre, noi confidiamo che si rimetta presto, lottiamo insieme a lui e tutte le gare si va avanti insomma. Prossimi appuntamenti? Ma ora corriamo domenica a Corsanico e martedì nel Valdarno. Allora, Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi. Cerreto Guidi, lo vedete tutti, è vestita a festa perché ci sono le celebrazioni di agosto e poi di settembre, però anche il ciclismo ormai è una festa perché questa gara ha 73 anni. Esatto, cioè se si arriva a 73 anni vuol dire che c'è stato tanto lavoro, vuol dire che non era scontato arrivare a questo traguardo e lo manifestano anche le tante persone che tutti gli anni vengono a Cerreto. Per cui vorrei approfittare di questo momento per ringraziare gli organizzatori, il GS IMPA che da tantissimi anni con il suo presidente e tutto il consiglio veramente impiegano tanto del loro tempo, quasi tutto l'anno per l'organizzazione e poi quest'anno oltre 20 società partecipanti, per cui è un grande orgoglio e come diceva tutto si inserisce in un momento di festa per Cerreto. Quest'anno, dato che è il 50° anno del Palio, abbiamo anche organizzato molte cose in più, quindi ci sono molte attrattive, mostre, un volume importante e ovviamente l'appuntamento che tutti attendiamo di sabato sera con il Palio del Cerro, per cui venite perché in questo momento Cerreto dà prova di un grande senso di comunità e il lavoro di tante persone volontarie, dalla Proloco alle contrade a tutti quanti. Lanciamo questo appello volentieri. L'ultima cosa, lei ha parlato da grande intenditrice di ciclismo perché ha snocciolato partenti, squadre e così via, ma le piace questo sport veramente? Allora, io non l'ho mai praticato, però credo che sia tra i più faticosi e questo è evidente, soprattutto quando si fanno queste corse in questi periodi, con un grande senso anche di squadra e di concentrazione oltre che di potenza fisica, per cui ammiro chi ha avuto la forza di farlo negli anni. Ho fatto un altro sport che era la pallavolo praticamente per metà della mia vita, quindi sono consapevole dei sacrifici che fa uno sportivo e del lavoro che c'è dietro perché c'è chi corre ma c'è anche tutta un'organizzazione. Oggi come non mai le società sportive fanno grandi sacrifici, per cui è grazie a loro e grazie alle tante persone ma anche agli sponsor che vive Dio ancora ci sono che tutto questo è possibile. Siamo con Livio Caponi che è presidente da quanti anni? Ora è il terzo anno. Ecco, della società organizzatrice GS IMPA che da 73 anni mette il marchio su questa bellissima gara. Com'è la salute? Si parla di 73 anni, quindi comincia a essere anzianotta la società. Com'è lo stato di salute?
La società è anzianotta perché 73 anni ha diritto senza mai fermarsi a organizzare questa corsa, vuol dire che le basi sono abbastanza solide. Voglio ringraziare della gente perché se lo meritano, perché quest'anno è risortita una bella corsa, non è successo niente di particolare, si è avuto 4 squadre di fuori regione che tramite i Buggiani, Marco di Stabia ci ha lavorato tanto e lo ringrazio fortemente, e poi altri sponsor che ci sa in tutta la zona, diciamo, del nostro comune, che ci sostengano per fare questa corsa, ci credano e ci sostengano. E ne voglio ringraziare uno che è venuto quest'anno per la prima volta, che ci ha dato un sostegno abbastanza notevole e la voglio ringraziare questo sponsor. Poi c'è l'INPA in particolare va ringraziata perché con questa ditta che ci sostiene così non gli si vuole girare le spalle. Niente, c'è tutto da ringraziare tutte le autorità che anche oggi avete visto, c'era doppia staffetta sia della polizia e dei vigili urbani che hanno fatto un lavoro, mi hanno detto giù nel piano che il transito è giorno di lavoro, lo sapete, hanno notevolmente fermato le macchine e tutto è andato per il meglio. Niente, si spera. È contento? Sono contentissimo, quest'anno veramente sono contentissimo. E si spera un altro anno di ritrovarsi tutti qui, insieme a queste belle ragazze, e a tutti quanti. Facciamo presentare il nome di ognuna, così appunto vi presentate. Claudia Cammilli. Raluca Antonini. Cecilia Venturini. Siamo con Primo Pallatlesi, che mi hanno detto, io non lo conoscevo di persona, che è un po' il factotum del gruppo sportivo INPA, cioè quello che piglia, diciamo, la Porsche e poi va anche a piedi. Sì, io sono proprio un di quelli che cerco di montare su una macchina bella, però mi adeguo anche ad essere modesto per fare anche le cose che bisogna fare. Senta, 73 edizioni del Gran Premio Cerreto Guidi, lei le ha seguite tutte? Dai 58 e le seguo, che sono nella società ciclistica che fa questa corsa, quindi ho una vantazione splendida perché effettivamente per me ed è come fare una festa oggi immensa, perché dal 58 che io seguo questa corsa e la faccio, e quindi per me è una cosa immensa e soddisfacente per me e per quello, insomma, che riesco a fare. C'è un'edizione del Gran Premio che ricorda con maggior piacere delle altre? Tutte per me sono tutte belle, perché effettivamente sono tutte corse che io le faccio con il cuore, con la mente, e ce la metto tutte, e quindi solamente da fare un ringraziamento, insomma, che riesco, un ringraziamento a me stesso, e riesco a fare questa corsa, perché ci vuole tanto sacrificio, tanta dedizione, tante cose, perché effettivamente una corsa così comporta tanti fattori, e quindi una persona, se non dà tutte un po' nella testa, non è che sia facile anche farle. Non è facile, anche perché tutti in tanti dicono il ciclismo è in crisi, ma a Cerreto Guidi non c'è crisi al ciclismo. Si cerca di fare il nostro meglio, ci sa degli sponsor da ringraziare immensamente, perché io facendosi dall'INPA, che per me è una cosa che non so come ringraziarle, come dirgli le cose per fargli capire che io la voglio ringraziare. E poi tutti gli sponsor che ho, immensamente li ringrazio con tutto il cuore, con tutto me stesso e con tutto il gruppo dell'INPA. Quindi da domani al lavoro per l'edizione numero 74? Spero di sì, se non mi succede nulla spero di rifarlo anche per l'anno prossimo, però sai, la vita, io ho una certa età e quindi a fare uno scalino più basso ci vuole un pochino, e quindi sai, io spero di sì. Però dicono anche a tenere occupata la testa, non si invecchia. E difatti io ho fatto proprio questo lavoro,
quindi perché io mi dedico solamente alle corse, mi dedico anche a altre cose e quindi riesco a essere in forma. Mi sento abbastanza giovanile, via, diciamo così.